è un dramma che si aggiunge a un dramma di cui parlava anche prima il sindaco e è stato ampiamente già portato all'attenzione. Le piscine hanno vissuto questi 2 anni in maniera difficilissima, sono sopravvissute finora e continuano a esserci sorprese sempre più drastiche e drammatiche per gli impianti natatori. Ci faccia capire, Gian, perché appunto anche lei ha ricevuto questa notizia più o meno insieme a noi, cioè la piscina dove si va nel weekend con i propri figli, chi non va al mare ovviamente, diciamo, quella del Grest, dei centri ricreatori, dei ragazzini durante l'estate, quindi quella dove si va a giocare a piscina pubblica, quella rischierebbe in base a quello, o lei dice no, è preservata con queste possibili ordinanze antisiccità? Per il momento non abbiamo notizie in questa direzione, ma si parla intanto di piscine ad uso privato, per quello che è uscito fino a questo momento. Certamente se il problema della siccità persiste e non si allenta e non si trovano modalità per recuperare dai bacini di montagna delle risorse idriche, si rischia che comunque il prolungarsi di questa situazione di emergenza idrica porti a dei problemi anche possibili nelle piscine ad uso pubblico. Condivido che sia necessario oggi avere un occhio di riguardo per quanto riguarda i consumi dell'acqua, c'è da dire che però molti cittadini, indipendentemente dalla siccità, avevano già cominciato ad avere una maggiore attenzione. Però qua si pensa di evitare il riempimento delle piscine, Difatti, cioè divieto di riempimento delle piscine. Io qua chiederei, francamente, dopo una distinzione, no? Un conto è la piscina privata che può servire come svago qualche ora, un conto sono le piscine pubbliche dove ci sono delle realtà imprenditoriali che hanno sofferto tantissimo rischiando la chiusura e che oggi sono nel pieno della loro attività grazie alle temperature alte, alle giornate calde, quindi possono recuperare un po' di terreno che hanno perduto, quindi vietar loro di riempire le vasche sarebbe l'ennesimo dramma lavorativo che io credo potrebbe essere letale per le strutture, cioè dopo quello che hanno vissuto in questi 2 anni. Quindi io l'appello che faccio è quello di sedersi attorno a un tavolo, trovare certamente delle soluzioni che possono tener conto di quelle che sono le esigenze legate a questa mancanza di acqua.